Dio, non so neanche più come si fa. Allora, ciao a tutti, sono la Cristina, benvenuti nel mio canale. Se volete iscrivervi, iscrivetevi, a me non piace dire ste robe. Avete notato forse la mia assenza in questi mesi perché vedete ho una cicatrice anche qui. Ehm, Sono stata operata al cuore. Qui c'è la mia, scusate ma non riesco tanto bene a parlare, la mia riabilitazione. E ora vi racconto. Se sentite una ventola in sottofondo è la ventola del computer, l'ho lasciato acceso per potervi dire alcuni medicinali che prendo. Allora, tutto è iniziato dal mio ultimo video in cui vi racconto, vi avevo detto che ero perennemente stanca, sentivo questa stanchezza. L'anno scorso pensavo fosse depressione e la mia dottoressa dove abitavo l'anno scorso mi ha anche prescritto lo Xanax. Eccolo qua che prendo tuttora, gocce, come ansiolitico per cercare di dormire o per non avere attacchi d'ansia o crisi post-operatorie come mi è già successo. Praticamente voi sapete, spero che sappiate o che abbiate visto il video di 4 anni fa in cui vi racconto la mia sindrome di Noonan. Potete trovarlo, è uno dei primi risultati che vi viene fuori cioè su YouTube vi viene fuori il mio video. A me ha colpito questa sindrome gli occhi, infatti quando avevo 20 anni ho avuto 2 distacchi di retina e ho rischiato la cecità come la rischio tuttora. Ho un problema al cuore, un'ipertrofia cardiaca. Cos'è un'ipertrofia cardiaca? Quando voi, non so se siete mai andati in palestra, che bisogna avere i muscoli avrai i muscoli ipertrofici, ossia grossi, ingrossati. Appunto io avevo il cuore troppo grosso e in questo periodo facevo fatica a pompare il sangue. Bene, tutti questi miei malori erano causati da questa ipertrofia. A febbraio avevo programmato già da tempo una visita cardiologica e dall'ecocardiogramma, insomma, che ti vedono al cuore, che senti anche i rumori che fa, sentivo già dal rumore e che ho preso un colpo, ho preso paura, ho detto come sta il mio cuore, non lo sento bene. La dottoressa mi fa: tu da oggi sei in malattia e la prossima settimana verrai ricoverata qua a Padova, al Gallucci. Non sapevo cosa dire, non sapevano neanche loro che operazione farmi perché io anche avevo lo sterno concavo, ossia che va verso l'interno. Quando sono stata ricoverata era una tragedia per me. Ringrazio mio fratello e la sua ragazza che è come mia sorella, Monica, che saluto se mi stanno guardando, che sono loro che mi portavano e mi venivano a trovare in ospedale.
nonostante il brutto periodo, perché era il periodo della zona rossa a Padova, della quarantena, del coronavirus, quindi ho beccato proprio il periodo peggiore che poteva esserci quest'anno. Come compagna a distanza ho conosciuto l'Elisa, che saluto se mi sta guardando, che lei ha 2 anni in meno di me, però ha una forza che io non so dove la trovi. Anche lei ha i suoi alti e bassi, ha una patologia totalmente diversa dalla mia, però per fortuna che ero in stanza con lei, ci aiutavamo, ci tiravamo su a vicenda, ci sopportavamo a vicenda e mi resterà sempre un ricordo di lei come è una piccola guerriera lei. Sono stata in ospedale circa un mese, mi hanno visitato, mi hanno fatto la coronarografia tremenda. Cos'è la coronarografia? Praticamente ti entrano per una vena del braccio o per una vena dell'inguine fino a vederti il cuore e farti anche una fluorangiografia del cuore. Spero di aver detto le cose giuste, ma non penso, ma vabbè. E quando mi sono saliti su per la vena del braccio ho bestemmiato perché si faceva malissimo e mi sono saliti solo per la vena, l'arteria dell'inguine e io sentivo che mi guardavano il cuore con qualcosa e la dottoressa mi diceva se senti qualcosa sono io. Vabbè, grazie. Ok. Io sono una persona molto sensibile a queste cose, anche se vedo aghi, se vedo sangue, io mi svengo, vado in angoscia, in ansia, vado in crisi. Dopo quell'esame decisero di operarmi e farmi una miectomia. Questa è la mia cartella clinica e ho letto poco perché in queste cose io meno so meglio sto perché fanno male, fa male a saperle e mi butta giù sapere certe cose. E, ho letto comunque che mi hanno tirato via metà cuore, metà, quindi io quanto cazzo di cuore avevo? Io penso che la situazione a me l'abbia peggiorata il periodo in cui andavo in palestra, che sì, ho aumentato la massa muscolare e quindi del corpo e quindi mi è aumentata anche la massa muscolare del cuore. Posso fare solo passeggiate ora e basta, sport agonistici. Comunque io ora abito a Rovigo, sono in malattia da circa 2 mesi e mezzo. Ma prima di tutto questo, prima dell'operazione, prima di tutto questo, quando parlai con il cardiologo, dottor Rubino, quello che mi ha operata, mi aveva detto che mi mettevano una placca di titanio e un sacco di altre cose, anche una cosa qui per tipo controllare le aritmie, alla fine non mi hanno messo niente. E, però ho un dolore perenne da mesi allo sterno. Non riesco a dormire, faccio solo incubi e riesco a dormire solo grazie alle pastiglie che prendo, che sono il Minians
il Tavor e lo Xanax. Per quello adesso mi vedete un po'... No, quello che mi fa più effetto di tutti è l'antidolorifico, che è questo, il Dextradol, che l'ho ricercato su internet. Antidolorifico a base di tramadolo, cloridrato e dexketoprofene. È un antidolorifico con oppiacei, a base di oppiacei, quindi causa nausea, può causare vomito, perdita di appetito. E infatti io non so se vi ricordate quanto grossa ero, ora diciamo che ho, ho fatto la dieta senza volerlo, non mangio niente, non mi viene da mangiare niente a parte budini, yogurt, brodo e riso in brodo. Ogni giorno, mattina e sera, mi hanno prescritto di prendere l'Oppressor mezza come medicinale per il cuore, ed io a 26 anni sono messa così. Io quando mi hanno operata in rianimazione mi hanno detto, no, io ho chiesto cioè come si chiama? No, l'eroina, come si chiama cazzo, no, l'eroina, beh, avete capito, no, l'antidolorifico, quello con la M, quello potente, scusatemi, ma cercate di capire anche la mia situazione. Beh, mi hanno fatfatto una puntura qui e io per 2 giorni, testimone la Monica, sembravo la figlia cioè sembravo l'esorcista, la bambina dell'esorcista. Bevevo un sorso d'acqua e tossivo e vomitavo, anche se non avevo mangiato niente. Una merda. Gli oppiacei sono una merda. Il pensiero mio ora è anche il post, cioè il ricominciare la mia vita, che non sarà più la vita di prima e non so quando riuscirò a ricominciarla, a ricominciare a vivere come una persona normale, a lavorare, a farmi da mangiare, a mangiare il giusto, a guidare, non lo so. Io quest'anno ho anche che mi scade ogni 3 anni la patente, o anche devo rifarmi la patente a dicembre. Devo prendere tutti questi farmaci, dormo male e ho un perenne dolore allo sterno. Io qui, se vedete, ho sempre lo sterno concavo e qui è più in fuori. Ho le tette più vicine perché mi hanno stretto il torace con questi ferri di titanio e io, ragazzi, fa malissimo. A me questo dolore non passa da mesi e non so neanche se passerà. Quando mi hanno mandata a casa mi hanno detto che non serviva la riabilitazione in un altro centro, in un altro ospedale, perché psicologicamente io stavo meglio a casa. In effetti io sto meglio a casa mia, ma quando io sono tornata a casa poi è partita la quarantena, quindi non potevo nemmeno uscire di casa ed è per questo che ho le ciclette. Poi mi metto a ballare a casa da sola, ma non è la stessa cosa di fare una passeggiata in compagnia o camminare. Poi, avendo le difese immunitarie basse,
tutti i miei amici avevano paura di venirmi a trovare per, scusate, perché avevano paura di attaccarmi cose. Comunque quando io rutto, tossisco, ho il singhiozzo, esternutisco, io muoio. Scusate. Dal male, perché mi si muove tutto. Se io mi distendo nel letto, nel divano, il torace tipo viene schiacciato e comunque sento male nel torace. Ehm, Non lo so, questa esperienza mi ha cambiata totalmente. E ho fatto delle foto di nudo per mostrare il mio corpo, le mie cicatrici, e perché a stare a casa cosa mi metto a scrivere un libro? Penso che scattare delle foto sia la cosa più facile, più semplice che ci sia. E, ho creato un profilo OnlyFans, c'è la Cristina dell'anno scorso non avrebbe avuto il coraggio di farlo. Comunque trovate il link in descrizione, cioè giù nell'info box. E sono qua, a casa in malattia, senza avere il coraggio di far video per aver... morfina comunque si chiama, morfina, quella che mi hanno fatto la puntura. Poi in ospedale ho avuto anche, avevo una flebo qui con 3 beccucci che venivano fuori e avevano avuto problemi durante l'operazione. Mi hanno riaperta perché mi è venuta un'emorragia al cuore e quindi sono rientrata in sala operatoria e io che sono predisposta per la mia sindrome ad avere emorragie, non è stata per niente facile né per me né per i miei familiari. C'erano... cioè non vedevo l'ora di tornare a casa, solo che secondo me dovevano farmi fare una riabilitazione in qualche centro e darmi soprattutto un supporto psicologico, quello più importante, perché io ero qui a casa da sola, io vivo da sola, vedendo delle scene di un film, di sangue, robe così, mi è venuta una crisi d'ansia, come mi era venuta, erano le tipiche crisi post-operatorie. Mi era venuta anche in ospedale solo perché un'infermiera mi ha aperto una flebo perché era intombata da medicinali vari. Io mi sono sentita aprire come lo sterno e mi sono immaginata lo sterno aperto, io sono andata in crisi, non riuscivo più a respirare, mi girava la testa, mi hanno messo l'ossigeno, solo che qui non ho l'ossigeno e ho chiamato il 118, mi hanno passato la guardia medica e la guardia medica mi ha detto di non andare in pronto soccorso perché se ci vado muoio, di calmarmi e di prendere lo Xanax. E da sola ce l'ho fatta anche a passare quello. Avevo un sacco di cose da dirvi, ma il riassunto è questo. Non ho neanche voglia di parlare d'altro. Magari se volete chiedermi, farmi delle domande voi giù nei commenti. E mi è mancato un sacco fare video. Ora basta perché mi viene da piangere. Scusate, è che non me l'aspettavo. E poi ti chiedi
perché a me, perché sempre a me. Ci vediamo al prossimo video, scusate, forza sempre col sorriso, vi mando un bacio.